è il momento tanto atteso, ma quanto l'abbiamo atteso? Abbiamo atteso, ma poi è arrivato. Ogni 24 ore arriva, più o meno. Bene, allora il sondazzo, io sono il G, ecco, dovevo dirlo? Era necessario? Ormai l'ho detto, che buona. Allora le serenate, vieni qua, chiamo la chitarra, è venuta, è arrivata, sentiamo se c'è. Eccola qua. Sì. È lei. E allora sarò SIP, servizio idilli e passioni. E potremo cominciare subito. Dai, non stiamo tanto a aspettare, perché così utilizziamo più tempo possibile per fare serenate alle signore malcapitate. Ecco, tanto per far rima. Vediamo un po' se questo funziona, funge, c'è, non c'è, è lei, non è lei, ascoltiamo. Sappiamo che le nostre serenate sono inventate sul momento, quindi sono brutte, orribili, per carità di Dio, però è proprio questo il bello del brutto, l'orrido. Sai com'è, purtroppo sembra che qui non importa, si va da un'altra, si va da un'altra, certo. Facciamo questo numero e vediamo se c'è. Questa è una rima che molto spesso ho utilizzato, anche perché sono nomi che finiscono in ella, e quindi tutte e due, sia quello che non c'era che questa, e quindi evidentemente insomma rimo su certe rime. Pronto? Sì, buongiorno, la signora Graziella? Sì. Buongiorno. Senta, qui è SIP, Servizio Idilli e Passioni, un servizio di serenate telefoniche. C'è una serenata per lei che gliel'ha dedicata un signore. Noi gliela facciamo ascoltare, no? E poi al termine le diciamo il nome della persona che gliel'ha dedicata. D'accordo? Vabbè. Ecco, lei ascolti e poi le diciamo. Signora Graziella, Graziella, tu sei una donna molto bella e io ti ho visto su una mattonella, la mattonella che aveva sopra un piede di Graziella. Tu mi contorci le budella, Graziella, ti metterei in padella e poi ti impanerei e io ti mangerei intera in un boccone, perché ti amo, perché ti voglio, perché ti bramo col mio favore. Pronto? Sì. Dunque, questa serenata le è stata dedicata dal signor Girolamo. Mi ha capito? E chi è? È evidentemente una persona che, non so, ha detto che la richiamerà. Segue telefonata del signor Girolamo, va bene? Vabbè. Buongiorno. Buongiorno. Lei è contenta, lei ha fatto anche una risatina a un certo punto. Sì, io non sapevo se l'avevo perduta nel frattempo o no, invece c'era, ha sentito fino in fondo, del resto era una bella serenata, diciamo, faceva schifo, però come serenata non era troppo pesante, no? Insomma, diciamo, è una cosa normale. E allora vediamo se Girolamo subito interviene e, insomma, parla con Graziella. Sì, ecco. Pronto? Pronto, Graziella? Chi è? Sono Girolamo. Oh, come? Oh, Graziella, ma come? Ma come? Ero tutto gentile, ero tutto Girolamo. Infatti la richiamo, no? Bah, che lo so io. Ma
che si fa così a un uomo innamorato? A un uomo innamorato? Ma Graziella, ma che gente, vero? Sì, vediamo. Sì, questa volta... Arrivano gatti. No. Ha deciso di non rispondere. Lei è stata turbata, è rimasta turbata. Sì. Graziella non risponde, io sai che posso mica stare qui a contorcermi le budella per lei. Io vado a fare un altro numero ed è quello magari di... Facciamo questo, sì. Facciamo quello, esattamente quello, sì. Vediamo se funge, se funziona, se esiste, se... Telecom Italia. Lo sapevo, no, lo immaginavo, quando uno immagina, sì, e quindi vado a farne un altro. Qui c'è un nome strano, un nome molto strano che sembra, come dire, un'industria, una grande... Eni, Eni, sembra una sigla, no? Eni, è un nome, un nome. Spero che sia di donna, se poi è di uomo è lo stesso, vero? Sì. Eni. Boh. Eni Mont. No, Eni e basta. Eni e basta. Però Eni non c'è. Peccato perché, devo dire, Eni, e c'ho coglioni pieni, insomma, andiamo qui, questo è un nome bello e brutto allo stesso tempo, come nome può essere normale, ma come significato, ecco, anche questa è una sigla, IVA, è una sigla che non piace molto, vero? No, IVA, davvero, anche Eni, IVA, perché sono tutte sigle, vabbè, sono nomi. Pronto, lei è la signora Iva? Oh, no, mi scusi, lei è il marito della signora Iva? Sì. Iva? Sì. È sua moglie? Sì, buongiorno. Senta, qui è SIP, Servizio Idilli e Passioni. Aspetti, scusi, la chiamo subito. Me la chiavi subito, sì, grazie. Ma la chiavi bene però, che tanto non lo fa più. Pronto? Pronto, signora Iva? Sì. Sì, signora Iva? Sì, pronto. Ecco, buongiorno. Senta, qui è il Servizio Idilli e Passioni, SIP. Non ho capito. Senta, stava mangiando? Sento che lei è molto, come dire... No, ma la voce, c'ho la voce bassa poi. È molto piena, la bocca piena, insomma. No, c'ho anche la voce bassa. C'è anche la voce bassa e la bocca piena. No, questo è un servizio di serenate telefoniche. Una persona le ha dedicato una serenata, noi gliela facciamo ascoltare e al termine le diciamo il nome della persona che gliel'ha dedicata, va bene? Al telefono? Sì, adesso al telefono. Lei ascolti questa, è un servizio di serenate telefoniche, sì. Una persona le ha commissionato una serenata. E allora, praticamente, noi gliela facciamo sentire e al termine le diciamo il nome di questo signore che le ha dedicato la serenata. D'accordo. Va bene? D'accordo. Bene, signora Iva. Fossi viva e invece eri tutta storta, mi sembravi come morta, invece no. Viva furtivamente, inserì un mio uccello nella tua mente, poi cominciò a volare e cominciò ad andar su, sempre più su, e disse io voglio arrivare fino alla gola viva, e tu dicesti, caro, ce l'hai un po' piccino, e io dissi, cazzo, sei arrivato fin dal cervellino, ma poi tutto andò bene, ti piacque il mio pene,
ficchi, io son peggio dell'Iva Zanicchi. Luca Sassone. Pronto? Sì? Ha ascoltato? Ecco, allora mi dica il nome. Le è piaciuta? Senta, il signor Girolamo le ha dedicato questa serenata con tutto il suo amore. Seguirà una telefonata dello stesso. Girolamo. Girolamo, sì. Adesso il signor Girolamo credo che la richiamerà. Va bene. Buongiorno. Buongiorno. No, gli ho fatto una serenata monumentale alla signora Iva, diciamo la verità, non sapevo bene dove andava a finire, ma insomma alla fine mi va fuori anche la Zanicchi. Tu me lo rificchi. Beh, sono un poeta estemporaneo, diciamo la verità, sono un poeta estemporaneo. Quello che mi viene alla mente, lo dico. Vabbè. Ecco Girolamo, facciamo il Girolamo. Verrà il marito? Pronto? Sapevo. Pronto? Pronto? Buongiorno, io mi chiamo Girolamo. Ho fatto fare una serenata alla signora Iva. Volevo sapere se... La faccia quando è più piccino. Ma... Sono... Quando è più piccino? Che vorrà dire questo? Come quando è più piccino? Ah, perché gli era arrivato fino al cervellino, ecco, sa per quello? Ma io lo richiamo. Ma come quando è più piccino? Ma non ho capito bene il senso, forse era quello, ma non è detto, perché le persone sono strane, sono strane. Poi oggi. Pronto? Ma perché mi riattacca? Lei è il marito? Ma guardi, non ci sta da fare, si può perdere tempo le cazzate. Sono innamorato di sua moglie. Venga, dico, sì, glielo metto io nel coso, glielo metto. Nel Venga, cosa? venga, Nel cosa coso? Nel cuso. Incazzato, almeno lei ci ha fatto una risata, ma lui, infatti l'ho richiamato, sai. No, non voglio lasciare niente di intentato. Di fronte all'amore non bisogna cedere, no, bisogna procedere. Sì. Ecco, via. Pronto? Ma è sempre lei. Guardi, ora chiamo la polizia. La chiami. Razza di bastardo, che sei alto stronzo, qua rompe coglione la gente quando mangiano, ma vecchio rincoglionito. Vieni qua, ti metto tutto il carne, ti metto. Vai in culo, vai. Bene, ho registrato tutto. Vieni. Ho registrato tutto. Vieni pure, registra tutto, registra. Farò la replica alla polizia. Dio. Vabbè, d'accordo, si va da un altro. No, si va sempre a lui. Sì, sempre da lui. No, l'ho richiamato. Scusa, non voglio lasciare niente di intentato. La bava alla bocca. Insomma, ma che si offende così? Si offende così la gente? Ma che lo so. Silenzio di tromba. No, cioè, no, sono usciti di casa, sì, senz'altro, sono usciti improvvisamente. Sì. 3, 2, 1, 0 meno. Niente, via. Allora ha deciso di non rispondere più e ha detto le sue, l'ha dette, per dire l'ha dette, devo dire. Andiamo da un'altra signora, sì. Vediamo se mi viene l'ispirazione con questo nome. Devo dire che Iva mi ha ispirato abbastanza, ma adesso vediamo se risponde. Viene fuori anche il nome, sì. Che rime si può trovare con questo? Non so qual è, pronto? Glielo dico io qual è, signora? È quello in fondo, a destra, la seconda a destra. Chi è? Lei voleva sapere qual era? No, mi dica chi è. Lei ha detto non lo so qual è, glielo dico io. Guardi sulla destra, il secondo pulsante è quello lì. Ma che lo so, se non lo so qual è, ha detto, l'avete sentita anche voi, non so con chi parlava, ma io le dicevo qual era e lei non ha voluto, o forse una volta saputolo, attaccato. No, ma la gente è strana, l'ho richiamata, sì, no così tanto per... Pronto? L'ha pigiato? Ma ci va in culo?
Questo devo dire si merita di essere richiamato, scusa, abbi pazienza. E che gli ho fatto di male? Ha dato un'informazione, ma io non so. Vedi, fa di Benaciui, solo per in culo. Ecco, perché quando arrivano i marini, ragazzi, allora sì che sono ganzi, Insomma, come si fa qui? Io sono stato mandato a fare in culo, Mi sembra anche evidente. Evidente, ma siccome ho registrato tutto, io le faccio passare quello che lei non ha mai passato in vita sua, Ha ragione, lei chi è? Io sono uno che è stato mandato a fare in culo da lei, sì, mentre davo un'informazione a sua moglie. Ecco. E l'informazione quale sarebbe? Di pigiare il secondo pulsante a destra. Lei voleva saperlo, mi aveva chiamato per sapere una certa cosa, No, gliel'ho non detto, credo l'ho informata e dice vai in culo. Non Io, credo che siccome lei sia stato chiamato. io registro tutte le mie telefonate, guardi, questa volta non c'è problema. C'è anche questa. Me ne dica un'altra, via, già Sì, che sì. c'è. Me ne dica un'altra, forse, tanto. Ma vedi, basta, no, lasciamo stare, perché ormai come serenata questa ce la siamo giocata e facciamo un altro numero con un'altra persona. Ecco, ma pensano di mandare così in culo le persone impunemente. Ma. Ecco, questo. Pronto, c'è la signora Rita? No, ha sbagliato. Come? Come ho sbagliato? Scusi, non fare tanto il furbo te, Io non sbaglio mai. No? No? Meno male. Meno male sì. Allora, passami chiunque sia, la signora di casa. Anche se non si chiama Rita, me la passi lo stesso. Sì. Chi è, scusi? Mi dice per favore. Ma chi sei, il figlio? Sei il Sì, figlio? sono il figlio. Ecco, passami tua madre. Non c'è al lavoro. E tuo padre? Non c'è al lavoro. E te non fai un cazzo? No. Ah, complimenti! Babbo e mamma ti mantengono, purtroppo. Ah, è così. purtroppo la sega. Senti una cosa, come si chiama di nome tua madre per sapere se era lei che cercavo davvero? Dai. Giovanna. Giovanna? Sì. Ah, sì. Infatti no, dovevo farle una serenata. Giovanna, ti ho trombato nella panna, ti ho trombato sul bidet, eravamo io e te. Giovanna! Ce l'ho lungo più di una spanna, il mio uccello ti scanna e io ti voglio distesa sopra un foglio. Tu sei molto telegenica, per cui il foglio deve essere di carta igienica. Pronto? Sì? E ti è piaciuta? Bellissima. Si chiama Giovanna tua mamma? Giovanna. Perfetto, allora gliela racconti te? Gliela racconto io. D'accordo, ciao caro. Ciao, caro. Ciao tesoro. Ma che gente c'è, Nimmo. No, che con la carta igienica me ne raccordo, ma finiva il sondazzo. Ma te dimmi, Ma domani e si ricanta. Se non c'è il sondazzo stasera io m'ammazzo, passerò per pazzo ma non mi importa ma se c'è il sondazzo io non mi strapazzo, sto qui in sollazzo, non mi rompete